Nei giorni scorsi è ribalzata la notizia di un altro addio al Movimento 5 Stelle. Questa volta a voltare le spalle è stata l'onorevole Piera Aiello, una vita da testimone di giustizia, costretta a vivere nascosta dal 1991, che aveva scelto di candidarsi con il Movimento 5 Stelle portando in giro la sua testimonianza di donna, che avvertiva in seno ai grillini tutto quanto di buono potesse immaginare lei, donna in cerca di un riscatto. 2 anni fa Piera Aiello era stata invitata ad Agrigento per un convegno sulla legalità. Noi l'abbiamo incontrata. Che effetto le fa tornare ad Agrigento a viso scoperto? Ah, bellissimo, prendo un sole, posso abbronzarmi, scherzo. No, è una bella cosa perché adesso basta nascondersi, dopo tanti anni è giusto ritornare qui da persona libera in tutti i sensi. Lei è un deputato nazionale e dopo una campagna elettorale da invisibile. Sì. Come ha scelto? Perché ha scelto il Movimento 5 Stelle? Perché rispecchiava tutto quello a cui io credo. La verità, la giustizia, la legalità, sono persone veramente per bene e hanno un programma che mi rispecchia in tutto e mi hanno dato la possibilità di uscire allo scoperto e mi piaceva proprio il loro modo di fare. Piera Aiello è componente della Commissione parlamentare antimafia. La decisione di abbandonare i pentastellati sarebbe legata alle diatribe con il ministro Bonafede, tra cui quella di mandare ai domiciliari gli ergastolani.